credito centrale. Rieccoci, Marinese è difficilissimo bloccarlo, quando parte Vincenzo Marinese. No, io sono preoccupato del futuro quando nostro. era Presidente di Venezia, lo è ancora oggi che non è più Presidente di Venezia. Io sono preoccupato ma per il nostro futuro. Vengo da lei. Allora, rieccoci, prima ci parla. Volevo dire, non l'ho detto all'inizio, che al termine di questa trasmissione, verso le 23:15 più o meno, abbiamo un'intervista molto bella con il nuovo questore di Padova, la dottoressa Isabella Fusiello, che è la prima donna questore di Padova. Siamo andati ieri nel suo ufficio, gentilmente ci ha accolta, abbiamo fatto un'intervista a 360 gradi, più o meno una mezz'oretta di intervista. Subito dopo la nostra trasmissione andrà in onda l'intervista al nuovo questore di Padova, che è davvero una persona molto affabile. Elisabetta Corazza, hai novità per quanto riguarda il web? Qualche altro aeroplanino ce l'abbiamo ancora? Da domani entra in vigore in Calabria un'ordinanza firmata dal governatore, in questo caso una donna appunto della Calabria, secondo la quale è permessa l'attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con la somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto. Va bene, allora messaggi, poi ritorniamo ovviamente con hanno un bel clima. Una delle cose che mi vengono a dire, viene a fare una disposizione dove negli autobus possono salire, oggi ho visto nei vari siti, Elisabetta, se magari lo trovi qualcuno, ho visto autobus preparati da ristorante, autobus preparati da parrucchieri, autobus preparati da salone di estetiste. Cioè, ho detto, se nell'autobus ci stanno 14-16 persone, perché questo è permesso dal dispositivo, dal decreto dello Stato, perché in un locale di 40-50 metri dobbiamo tenerlo chiuso e non può entrare una o due persone? Punto di domanda. È una persona legittima, lecita, ovviamente da porsi. Poi sentiremo. Andiamo a leggere i messaggi, perché ci sono molti telespettatori arrabbiati. Perché non si può andare in chiesa, ad esempio? Come? Con la stessa ragione, perché non si può andare a una funzione religiosa? Assolutamente, esatto. E perché? Poi me lo spiegate. Prima leggo i messaggi, poi me lo spiegate il perché, e ovviamente perché anche avete visto i ristoratori è un problema economico. Buonasera, sono un artigiano edile, vorrei chiedere per cortesia dove possiamo andare a mangiare il prossimo mese, visto che vengono chiuse le mense, penso, non so se continua, le mense penso, credo che può andare a prendere per asporto e mangiare, insomma penso che una pizzeria per asporto c'è, può andare a prendere la pizza, oppure una volta, ricordo nei momenti chi lavorava nelle imprese edili se lo portava via da casa, insomma penso per un periodo breve che si possa fare questo, presumo che si possa trovare il posto, presumo, però poi casomai risponderemo anche a questo. Non è un problema da poco. No, è un problema, però presumo si possa risolvere. Andiamo avanti con i messaggi. Allora, vorrei dire solo una cosa, qui a Padova ci sono grossi problemi a trovare i guanti di lattice. Io sono alla ricerca ha perfettamente ragione, si va in qualsiasi negozio, supermercato, li esauriscono subito, arrivano perché molto probabilmente è come la storia delle mascherine, che inizialmente non c'era una produzione che soddisfava le esigenze della popolazione, adesso li faranno, presumo che tra poco ci sarà anche lì, ci saranno dei numeri per quanto riguarda i guanti di lattice che soddisfano le esigenze della popolazione. Andiamo avanti. Conte ha detto che mettono le mascherine a 50 centesimi, ma in farmacia sono ancora tutte a 2 euro e più. È vero, è anche vero che ovviamente il mercato, tanti, come dicevo prima, ne hanno approfittato, come sempre accade. Il governatore Zaia ha detto che ha fissato 50 euro il prezzo il Presidente del Consiglio Conte, definendolo anche non molto alto per i guadagni che non potrebbero esserci. Ricordo che prima di questa pandemia le mascherine, le stesse, quelle chirurgiche, venivano vendute a 28 centesimi nei supermercati, quindi già lì ci guadagnavano. E io ho fatto solo, arrivavano dalla Cina, arrivavano non so da dove, però costavano 28 centesimi. Questa cosa dei guanti, dei lattici, per esempio di lattice, è una follia. Vabbè, dopo ne parleremo. No, vediamo l'ultimo messaggio. Questo è sanitario. Ma ne approfittano tutti, dai. Ma non ne approfitta la dottoressa Capua. Aspetta che finisco. Sì. Andiamo all'ultimo messaggio, dovrebbe essere l'ultimo. Come faremo noi baristi e ristoratori a tenere chiuso ancora un mese? Non capite che non ce la facciamo più e ha ragione? Ecco, adesso discutiamo in studio dei guanti e dei ristoratori, del pullman. Se Elisabetta trovi il pullman che... Come? Sono in onda? Ah, in onda, sì, un attimino, perché abbiamo già in onda anche l'infettivologo dottor Enzo Raise, credo, eccolo qui, che lo saluto. Buonasera dottore, se un attimo che sento risposta, poi vengo immediatamente da lei. Prego, per quanto riguarda le risposte. Probabilmente è utile sentire invece l'infettivologo, perché gli aspetti sono correlati, cioè qua bisogna trovare tutti assieme
attraverso una sana collaborazione tra organi dello Stato, quindi non con una contrapposizione eccessiva tra lo Stato e le regioni, ma in collaborazione, insieme, cosa che mi pare di intuire dalle prossime settimane sarà effettiva, perché ogni giorno dovrà essere fornito allo Stato il dato di riferimento epidemiologico e poi come dire, ci si muoverà a macchia di leopardo. Ritorniamo dall'infettologo. Ritorniamo all'infettologo. Il dottor l'infettologo, me la fare una valutazione proprio con l'infettologo? Vengo da lei, vengo da lei, perché ovviamente l'ho fatto attendere e sono in ritardo nella scaletta con lui e chiedo anche scusa all'infettologo, anzi lo ringrazio della sua disponibilità. Le faccio prima una domanda io, poi gliela faranno i miei ospiti qui in studio. È una domanda popolare, la prende sotto questo profilo. Io mi accorgo e sento da molti che mi dicono, sai, col caldo il virus un po' diminuisce la potenza, poi altri che mi dicono, beh, speriamo che tutti gli scienziati abbiano sbagliato, come è arrivato sparirà, quindi io presumo miracolosamente che questo virus sparirà dopo un periodo che sarà delimitato in tot di mesi. Ecco, è così, sparirà come dicono e come mi chiedono molta gente per strada, oppure il caldo lo farà diminuire e poi, come dicono gli scienziati, molto probabilmente con l'inverno potrebbe ritornare? Inizio da qui. Sì, non ci sono prove reali che il caldo faccia ridurre la trasmissione delle infezioni. Infatti in India, in Africa e in America Latina, dove c'è il caldo, si sono assistite le stesse scene che ci sono in Europa, dove c'è un clima in questo momento temperato. Quindi questo è un virus che, a differenza di quello della SARS, non sembra risentire del caldo. Per quanto riguarda altre problematiche, ad esempio, dobbiamo partire dal fatto che, ho sentito appunto tutti gli interventi, il Veneto è in una posizione privilegiata, nel senso che ci siamo guadagnati questa posizione perché abbiamo agito correttamente, tant'è che c'è stato un tasso di mortalità del 7% rispetto al doppio, il 14% della Lombardia. E quindi, avendo fatto tamponi in maniera diffusa, abbiamo un quadro evidente della diffusione. Ad esempio, sappiamo che province come quella di Rovigo e di Belluno sono state poco colpite. Con questo cosa voglio dire? Che nel panorama nazionale il centro-sud è stato riparato dalle misure prese dal nord e che nell'ambito di questa situazione, vista da un punto di vista epidemico, quindi infettivologico, la possibilità di aperture più mirate, vale a dire in zone che hanno un minore tasso di diffusione del virus, è un'ipotesi da prendere in considerazione. Naturalmente dobbiamo porci il problema di convivere col virus, quindi nel caso in cui in determinate zone, come è successo a Vo, vi fosse la possibilità di una diffusione, appena la curva degli infetti si diffonde, bisogna agire per zone rosse circoscritte. Di conseguenza, quello che è una paura da parte naturalmente di tutti noi clinici che curiamo questi malati è di non intasare di nuovo le rianimazioni, perché ci stanno riducendo i malati in rianimazione perché i posti letto saranno naturalmente occupati dall'ordinarietà, vale a dire da chi viene operato, da chi ha incidenti, da chi va in coma e non è Covid e ha necessità di essere curato. Dottore Vincenzo Marinese, proprio in virtù di quello che sta dicendo, ricordo che le terapie intensive a Padova su 2 hanno chiuso, praticamente sono diventate un lavoro ordinario per i malati ordinari, mentre una sola è rimasta per ovviamente il Covid. Prego Vincenzo Marinese la domanda al dottor io volevo fare un secondo con voi un ragionamento logico, 30 secondi, dammeli per favore, perché allora noi in questo... Sempre con il professore oppure... Sempre col professore, perché allora
Noi in questi 2 mesi siamo stati in quarantena, ma una parte dell'Italia ha funzionato e ha lavorato, perché abbiamo continuato a produrre generi alimentari, molti codici Ateco erano aperti, i supermercati erano aperti, i piccoli negozi, perciò c'è stata una mole di persone che hanno lavorato e comunque, vale a dire circa il 50% della forza lavoro, in Italia vuol dire vuoto per pieno circa 16 milioni di persone, cioè 16 milioni di persone hanno continuato a svolgere la propria attività in tutta Italia. Nonostante questo, pur avendo 16 milioni di persone, il contagio abbiamo visto che con la quarantena è diminuito no? Certo. Bene. Allora ora si chiede, torniamo a lavorare. Torniamo a lavorare non vuol dire liberi tutti, vuol dire essenzialmente 3 cose. Primo, facciamolo convivendo col virus. Secondo, manteniamo la distanza sociale perché è fondamentale e perciò anche nei negozi, nei ristoranti. Terzo, continuiamo a promuovere quanto è più possibile lo smart working, perciò ci vuole un'iniziativa dal punto di vista governativo che non è più nazionale ma è sito specifica. Vi faccio un esempio concreto: se io a Milano dico via liberi, aprite tutto, si crea un problema non in quanto Milano è contagiata, in quanto nell'abitudine del milanese utilizzare la metropolitana è un'abitudine, è una consuetudine, i mezzi pubblici hanno un impatto sulla possibile contaminazione rilevante, ma laddove, per esempio, io parlo del Veneto, non c'è questa cultura del mezzo pubblico. Ma insomma gli studenti al mattino la prendono in molti. Lascia perdere gli studenti, adesso sto parlando di lavoro, poi pensiamo allo studio, perché se no mettiamo tutto insieme. Mi fa il governo sì, ma stiamo parlando di tornare al lavoro, non di tornare a studiare. Mi sembra che sullo studio ci abbiamo messo un gran cappello. Allora, nella nostra vita quotidiana utilizzare il mezzo privato è una consuetudine e non il mezzo pubblico, ma bisogna tornare al lavoro cercando di diminuire l'impatto pubblico e l'utilizzo dei mezzi pubblici per poter tornare alla normalità e dare a questi 4 poveri cristi che ci hanno messo casa loro dentro quella maledetta azienda la possibilità di dire ce la posso fare. Domanda, è legittimo o no? E chi dice il contrario? E chi ha detto il contrario? Cioè, nel senso che... Allora domani mattina vanno a lavorare? No, però... no, come no? Chi ha detto il contrario? La domanda è per il professore. È legittimo, professor Reise, dottor Reise? Ma domani mattina, non il 20 maggio, il 1 giugno, il 28 agosto? Sì, cioè se i presupposti sono quelli di continuare con l'uso delle mascherine sempre sia all'esterno che all'interno delle aziende quando non si riescono a rispettare naturalmente le distanze, l'uso dei guanti, l'uso di antisettici a livello delle mani, naturalmente l'uso anche quando si è molto vicini di occhiali protettivi, il contagio si riduce notevolmente. Non si riduce a 0 perché le mascherine, quelle chirurgiche che vengono utilizzate, hanno la possibilità di proteggere poco gli altri, ma se io sono infetto e ho la mascherina chirurgica, impedisco il 95% di contagio verso gli altri, invece che infettarne 100 ne posso infettare 5. E allora quindi... professore, la domanda, se risponde alla domanda, è perché non si fa da domani tutto questo, visto che ci sono tutte queste, i protocolli danno queste garanzie? Il tecnico-scientifico ha suggerito di prendersi 14 giorni, che è il tempo di incubazione del virus, per vedere come va a finire per questi 4.800.000 lavoratori che da lunedì prossimo inizieranno a lavorare, vedendo in questi 14 giorni se vi è un'impennata della curva o meno. Quindi hanno scelto una via che non è quella della particolarità con la quale mi trovo d'accordo con i presenti, ossia di iniziare nelle province o nelle regioni che hanno
Allora, i Dennis, puoi venire qui un si attimo, sentono Dennis? in regola. Dennis, chiedo a Dennis, puoi venire qui un Invece attimo? di vedere come va l'andamento Aspetti un attimo, adesso le faccio vedere. 14 giorni. Guardi, la puntata scorsa, lunedì, Dennis, puoi venire un attimo qui in studio, che è il collaboratore. Riusciamo a trovare le frasi che ha detto il dottor Crisanti proprio lunedì? Riusciamo a mettere in onda? Le abbiamo in regia? Le frasi che ha detto, il discorso che ha fatto, ecco, lo mettiamo. Allora, adesso le faccio vedere cosa ha detto Crisanti lunedì. Scusi, dottore, Lo riportiamo perché Crisanti dice non funziona così. Ma su 8 milioni di lavoratori Ma già l'abbiamo io dico visto, quello no? che hanno detto gli scienziati, non sto dicendo io. Il professor Crisanti, tra poco vedrete quello che ha detto, ve lo farò vedere e così sentirete quello che ha detto e poi avremo del materiale in più per ragionarci sopra, perché lui dice stiamo testando per 14 giorni queste 4 milioni di persone a lavorare perché presumo gli scienziati hanno paura che ritorni il virus, presumo sia questo. Certi virologi, ecco, vai Dennis, allora lo leggo io, dai. L'8 marzo, questo l'ha detto Crisanti lunedì o domenica, l'8 marzo quando è stato deciso il lockdown avevamo registrato 1797 contagi in più in un giorno, ora siamo ancora sopra i 2000 nuovi casi in 24 ore, non capisco che cosa ci sia di diverso oggi rispetto al giorno in cui abbiamo deciso di chiudere tutto, con la riapertura il rischio è elevatissimo, gli italiani hanno fatto enormi sacrifici che al momento hanno evitato che ci fossero ancora più vittime, ma se ci riprende così nel disordine quei sacrifici saranno vanificati e dovremo ricominciare da capo. Bravo la regia che mi ha fermato perché mi mancava il fiato. Si potrebbe riaprire già domani ma in modo ragionato, ovvero non tutti insieme e soprattutto non nelle regioni dove i contagi sono ancora moltissimi e la percentuale di crescita è sostenuta. Io aprirei soltanto in 2 al massimo 3 regioni con diffusione bassa del virus, per esempio in Sardegna che è isolata, poi un'altra regione al sud sempre con un numero basso di contagiati, poi necessariamente una regione del nord per studiare che cosa succede anche nel caso di un'area ad alta industrializzazione. Io sceglierei il Veneto perché ha queste caratteristiche e qui il contenimento del virus ha funzionato meglio rispetto alla Lombardia e al Piemonte. Questo per dire, dottor Raise, e per dire anche a voi, che il pensiero dei virologi no ragazzi, fermi tutti, io terrei ancora chiuso, e lo dicono scienziati, dicono persone esperte, non io del settore, e dicono: un momento, prima di aprire testiamo in un'isola dove c'è poco contagio, prima di portarlo qui e che succeda una catastrofe, quello lo definiscono oggi i virologi, perché caro Marinese, per i virologi, per i scienziati, il riaprire detto da loro, rischiamo una parola chiara, finisco. Le parole chiare che hanno detto i virologi, non io, hanno detto rischiamo la catastrofe. Benissimo, ve lo dico in italiano in maniera molto... rischiamo la catastrofe, diamogli i soldi per stare a casa, se non rischiamo l'ecatombe. Perfetto. L'ecatombe, dobbiamo decidere se passiamo dalla catastrofe la gente non ne può più. Se il governo, se Conte avesse detto le stesse cose che ha detto adesso, che abbiamo letto adesso del professor Crisanti, sarebbe molto chiaro e avrebbe tranquillizzato già delle persone, darebbe delle date, delle indicazioni, non provvedimenti alla cazzo di cane, scusate, generici per tutto il paese, distinguerebbe le regioni, le situazioni, darebbe dei termini, delle motivazioni, perché questa cosa qui è stata gestita finora con un volume che attualmente, messi a tutti assieme le ordinanze e i decreti presidenziali che ha fatto Conte, sono più di 400 pagine, neanche un prefetto le legge più. Prego, quindi ciò che è mancata è stata la linearità e la chiarezza, e mancando linearità e chiarezza viene meno anche la credibilità, e con la venuta meno della credibilità si aggiunge la confusione in una situazione drammatica. Però qui il ragionamento va in quello che ha detto Marinese. Mettiamola in politica, perché altrimenti i virologi, gli infetologi sono chiari. Ciò che non è chiaro sono le ordinanze e le azioni del governo. No, però ha ragione anche Marinese, non perché dice... Posso aggiungere un dato? Facciamo la catastrofe, però possiamo fare l'ecatombe, ha ragione anche Marinese. Certo che prego Raise, chiedo rapidità a tutti che siamo quasi in chiusura. Prego Raise, dottor Raise. Ecco, volevo dire che gli ultimi casi che si stanno verificando sono soprattutto nelle residenze sanitarie, vale a dire il 45% dei casi si sta verificando tra gli anziani
che hanno dai 60 ma soprattutto dai 70 anni in su. Il 25% dei casi si sta verificando per contagio intrafamiliare, gli altri sono contagi sporadici, il che vuol dire che utilizzando i presidi in maniera obbligatoria all'interno delle aziende e facendo i tamponi in maniera diffusa quando si verifica un caso subito a cerchio concentrico agli altri, si può dominare la situazione, certo, perché la tragedia è stata soprattutto nelle RSA in tutta Italia, Lombardia in testa. Pensi, dottor Raise, che io ne ho sentito di tutti i colori informandomi per le trasmissioni, hanno detto che può arrivare l'infarto tramite il coronavirus, che può arrivare l'ictus, addirittura ho sentito da verificare, prendetela come notizia, che a Bergamo quelli che hanno ripreso a lavorare sono ritornati, hanno infettato i bambini con una nuova malattia cardiovascolare, quindi devo verificarla, prendetela come beneficio inventario. Ne sto sentendo di tutti i colori, credo che un'informazione chiara e corretta da parte di chi deve darla e di chi deve farla sia il minimo indispensabile. Voleva intervenire Bisato. No, minimo, cioè, chi meglio del dottor Raise, ad esempio, può dare delle informazioni scientifiche. Allora io mi sento di disattendere un po' quello che ha detto il senatore Gottardo, nel senso che noi siamo dentro in sto buco nero da 2 mesi, e è un tempo sospeso. Allora si potrà dire che l'ultima conferenza stampa di Conte è stata presa male obiettivamente, perché tutti avevamo l'aspettativa massima che il 4 maggio cambiasse il mondo. Non è azzeccata una di conferenza stampa. Su questo avete capito che con la dovuta cautela la sto sottolineando anch'io, però da qua a dire che se non fossero stati messi in atto i provvedimenti che sono stati messi in atto, che sono una sofferenza per tutti, una sofferenza vera per tutti. Però allora tu Stato dai soldi, Bisato ha ragione lui, tu dici io Stato ti impedisco di andare a lavorare per i motivi di salute e ha ragione, allora tu dai i soldi domani mattina. Direttore, però bisogna avere l'onestà intellettuale di dire le cose come stanno in TV, perché sennò è troppo facile dire di dare i soldi. Cioè sto Stato mica batte moneta. Allora, un conto è dire che la burocrazia si indebita. Bene, allora nel si indebita facciamo una bella trasmissione di altre 2 ore e parliamo dei 4 provvedimenti messi in atto dall'Unione Europea, su cui magari ci sarà uno la pensa in una maniera, uno pensa in un'altra, che è un modo per cercare di recuperare risorse. Però qua si può dire che la burocrazia ci sta mettendo i bastoni tra le ruote in maniera totale e che sto Stato andrebbe riformato dalle fondamenta, questo sì. Ma mai, cioè se io fossi venuto qua 2 mesi e mezzo fa, parlavamo del 2,01, del 2,2 di deficit sul PIL. Ma non se ne parla neanche. Ma qua stiamo parlando di fare il 190% del debito alla fine dell'anno. Non se ne parla neanche, perché il 23 febbraio qualcuno ha fatto uno studio, ce l'hai di fronte, e ha detto che avremmo perso il 12%. Sono venuto qui in trasmissione. Come dire, sei in grado di dirlo tu, ma allora no, ma non tutti, coscienziosamente riusciamo a dirci una cosa, cioè ci sono delle cose che non vanno, però anche sugli aiuti alcune risorse sono concrete, i 600 euro pochissimi, ma sono in pratica arrivati, che diventano 800 nel mese corrente, che diventano cassa integrazione, quella in deroga è stata data fino a un dipendente per azienda. Poi permettetemi la puntura di spillo, visto che era presente anche il governatore Fedriga, siamo la penultima regione d'Italia per assegnazione della cassa in deroga, il glorioso Veneto, perché Veneto Lavoro non ha mandato i dati al Ministero. È così, no, certificato ma anche un'ora fa allora, dal sottosegretario. Adesso c'è il dottore, il problema fondamentale. Ma questo è stato detto in regione al governatore Zaia. Adesso permettetemi un'ultima, vedete che io ho avuto un atteggiamento assolutamente responsabile, io ritengo che serva quella cosa che ho detto prima, una leale collaborazione tra organi dello Stato. Io nel mio piccolo devo fare la mia parte, la provincia anche, la regione anche, lo Stato anche, leale collaborazione. Però, visto che ha toccato lei il punto, se c'è uno che sta parlando alla nazione ogni mezzogiorno e mezzo per 2 ore senza contraddittorio con nessuno, noi non risultiamo da nessuna parte. Io ringrazio lei che mi ha invitato, spero che mi rinviterà o rinviterà qualcun altro. Qui sta andando di lusso grazie ai Raise di turno.
e anche alle scelte in alcuni casi del governatore. Però va detto prima di tutto che il nostro sistema sanitario ha tenuto perché c'è un'università di Padova che eccelle, che c'è un sistema fatto di medici, di paramedici, di infermieri, di operatori sociosanitari che ci hanno messo non le energie, la vita e soprattutto, questo ci tengo a sottolinearlo, che il nostro sistema sociosanitario inventato nel 78 da Tina Anselmi tutto sommato qua ha tenuto più che da altre parti, perché esiste ancora il territorio, riformato con l'ultima riforma di 4 anni fa e mai arrivato a sistema, perché se noi avessimo avuto i 15 anni fatti in Lombardia, che qua la prospettiva era quella, perché abbiamo copiato la riforma della Lombardia, non avremmo tenuto come abbiamo tenuto. Se il dottor Raisi mi vuole sconfessare, lo faccia pubblicamente, ma io non penso che lo farà perché sto dicendo cose di verità. Allora, si è fatto una domanda e si è fatto che la risposta, sto scherzando, Bisato. Dottor Raisi, conferma quanto ha detto Bisato? Volevo rispondere su 2 punti. Il primo, questo è un virus che porta a morte per trombosi soprattutto. Ecco perché si sente parlare di trombosi nei polmoni, ossia di cemento che si crea realmente nei vasi sanguigni a livello delle coronarie, a livello del cervello, a livello del fegato. Infatti l'uso estensivo dell'eparina in fase precoce ha determinato una riduzione delle morti e una riduzione del passaggio dei pazienti dalle terapie di malattie infettive a quelle della rianimazione. Ecco perché sono migliorati i tassi di mortalità, quindi migliorate i tassi di guarigione. Quindi l'eparina è stata realmente la svolta. Gli altri antivirali che sono attualmente in sperimentazione, dalla clorochina al remdesivir ad altri, hanno dimostrato sinora una scarsa efficacia. Certo. Più efficace risulta essere il siero dei malati convalescenti oppure la somministrazione, forse vedremo, del nuovo farmaco a Vigana arrivato dal Giappone, vedremo poi. Per quanto riguarda il sistema sanitario, bene, io ne sono orgoglioso, essendo stato primario per 20 anni di malattie infettive. Di conseguenza, voglio dire, la differenza tra noi e la Lombardia è che da noi è tutto pubblico praticamente, invece il sistema lombardo è un sistema pubblico-privato, qui da noi ha risposto egregiamente. Grazie dottor Raisi, ci sentiremo ancora, lei è stato molto gentile, grazie, buonanotte. Grazie a voi. Grazie. Gottardo, se lei batte la tosse, che non è per il coronavirus, però mettila qui perché poi vado a casa mia moglie o le mogli di qui presenti Milano. Ma guardate che Gottardo ha battuto la tosse, che non prendete state distanti da lui. No, ce l'ho da una ventina d'anni. Oggi vede, è meglio chiarire anche questo. Devo concludere perché poi io ovviamente sono grato di avere il nuovo questore, per la prima volta una donna a Padova questore, in un'intervista dove parlerà a 360 gradi. L'ultimo pensiero da parte vostra, da questa trasmissione, ovviamente sperando che al più presto, io mi auguro, come qualcuno mi ferma per strada, un miracolo faccia sì che questo virus sparisca. Allora, non sarà così. L'ultimo pensiero, qui ripeto, rapidissimo, 20 secondi ce li ho. No, ma ogni volta i 30 diventano 3 minuti. No, ma ho la capacità di sintesi. Qui non si vuole anteporre il discorso sanitario al discorso economico, non si deve fare paragoni. Il problema fondamentale, io insisto su questo elemento qui. La battuta dateci i soldi è una battuta che fa capire quello che è lo stato d'animo, d'accordo? Perché qui le imprese chiuderanno tante aziende, anche perché col fatto che abbiamo ritardato di pagare i contributi prima o poi dovremo pagare più i finanziamenti, non ce la faremo. Allora, io quello che dico, e lo dico a un esponente del PD, che vive il territorio, perché non come coordinatore regionale, ma anche come sindaco, perciò i problemi li vive in mezzo alla strada. Io non voglio essere critico nei confronti del governo, qualcuno mi dice che sono troppo critico. Io cerco di dire, di dare delle proposte e di fare ragionamenti costruttivi, ma quando a questi ragionamenti costruttivi mi si dice sempre sì ma o non si può fare, poi le azioni non funzionano, allora alla fine uno diventa
stanco essenzialmente per due ragioni. La prima perché faccio l'imprenditore e la vivo sulla mia azienda. La seconda perché io oggi ho ricevuto, e farò una conferenza stampa, 800 lettere da 800 imprenditori che mi dicono non ne posso più. Sai cosa vuol dire ricevere in un giorno 800 lettere da 800 aziende diverse? Certo. Ecco. Va bene, chiudiamo. Qualcosa da aggiungere, Bisato? No, beh, da questo punto di vista non c'è la solidarietà di forma, c'è Ci vorrebbe, un canale di comunicazione aperto per trovare le soluzioni. Però quantomeno nel ragionamento che fa lei, Bisato, che è corretto, dice non è che fabbrichiamo i soldi, però quando un governo in prima serata su tutti i canali RAI dice io da domani potete andare nelle banche, siamo noi garanti, vi daranno i soldi. Ma non poi, è così. Ma l'ha detto questo, voglio dire, ha detto questo, mi lasciate permettere. Il Presidente del Consiglio è andato in televisione e ha detto questo, farò io, non potete smentire perché lo rimando, Bazooka. Farò io da garante, cioè lo Stato farà da garante e le banche saranno obbligate a darvi i soldi. Da quanto l'ha detto la prima volta che ha fatto questa conferenza, un mese più o meno, correggetemi, e le aziende devono ancora riceverli, le banche sono restie non perché... tutte. Per onestà. Moltissime, e poi 3 miliardi complessivamente sono stati pipa. erogati. I 25.000 euro arrivano fino a 25.000, è un quarto del fatturato, quindi molto meno. Poi qualcuno se ha un debito in essere non glieli danno, lasciamo stare, Bisato, che le banche anche loro hanno le loro ovviamente. Però se lo Stato dice io faccio da garante, deve dire domani i soldi arrivano, top, deve dire, se lo sta zitto non lo dice, questa è comunicazione scorretta, mi permetto di dirlo. No, bisogna ritornare a uscire da questa emergenza. Perché la gente ha fretta di uscire dall'emergenza? Non solo per andare a lavorare, produrre e quindi anche guadagnare, certamente, ma uscire da questa emergenza che è sanitaria, è economica, ma è anche politica. Questa è la verità. Il dubbio è che si mantiene uno stato emergenziale per gestire questa emergenza, per non cambiare questo assetto politico. Allora, primo, qual è il cambiamento numero uno? Si è sempre parlato in moltissime occasioni a tutti i livelli di piano Marshall. Sapete cos'era sto benedetto piano Marshall? La maggior parte dei soldi erano contributi a fondo perduto. Questo è stato il piano Marshall che ha ricostruito l'Europa nel dopoguerra. Si dice che si vuole un piano Marshall. Piano Marshall sono contributi. E i contributi possono venire solamente da chi stampa anche i soldi, che è l'Europa. E l'Europa i soldi non li dà a degli sprovveduti che sono al governo per caso. Bisogna ristabilire un clima di fiducia e di stabilità politica per fare un vero piano Marshall, per mettere le aziende in grado di ripartire, non di indebitarle e mettere le pezze nel culo alle aziende. Un tweet. O se no si smetta di parlare di piano Marshall, perché il piano Marshall era contributi e in cambio sa cosa davano gli americani oltre ai contributi? Si prendevano 12 basi atomiche in Italia. Certo. Questa è la verità. E ci hanno messo l'esercito con decine di migliaia di militari a controllare questa situazione. Il tweet di Margherita. Abbiamo pagato dei prezzi. Il tweet veloce, attenzione alla criminalità organizzata, perché è un fenomeno che si sta riacutizzando e intervenirà sulle nostre debolezze. Pagheremo anche questo. E qui la politica, certo. la politica deve risolvere questo problema. Assenza dello Stato c'è chi lo sostituisce, chiaro. Perché la politica fa presto a dire signori fermatevi, perché se passate oltre il vostro comune vi diamo la multa, dovrebbe bloccare anche queste cose qui che sembrano abbiamo molte aziende appena costituite. Esatto, anche nel tuo partito molti dirigenti cominciano a dire basta questi decreti 2 volte alla settimana. Come dire, non mi pare mica di aver del tutto difeso. Ma scusate, questa mattina è venuto a trovarmi un consigliere comunale della mia città di Padova, a cui io dico, ma insomma, convocate questo consiglio comunale, cominciate a parlare della situazione, dimostrate che ci siete, fate anche delle cose decenti. A proposito di mascherine, io sono andato nella mia farmacia privata, in periferia di Padova, mi hanno dato delle mascherine gratis perché dice le ha messe a disposizione il sindaco e l'amministrazione comunale. Io non ho mai avuto problemi delle mascherine e neanche ne ho comprate stamattina 100 guanti per un prezzo, non vi dico, modestissimo, sempre in lattice, sempre nella mia farmacia. Posso chiudere? Prego? Devo chiudere. Ecco, bene, no, ma è quello per dire. Mi dice questo consigliere comunale,
Fatelo! Non si può assistere le distanze, mantenete le distanze, ma non in sala consiglio comunale lo faremo Skype. Ma quale Skype? Avete la più grande sala pubblica d'Europa, il Salone, sono 500 mezzo chilometro quadrato, la distanza c'è. No, ma siccome il commesso non mette le sedie, l'altro non mette il microfono, non fanno il consiglio comunale, ma scherziamo? Bisogna far rifunzionare. Ecco, dico questo da quello livello democratico. Ha chiamato il sindaco di là. Far funzionare la politica. Gottardo. Sentite gli esperti, ma la politica deve tornare domani a funzionare. mattina, non le banche, non la burocrazia. Domani mattina faccio perché devo chiudere, chiami il sindaco, fa una telefonata a lei la possibilità e il sindaco gli faccia questa proposta, vedrà che magari l'accetterà. Non ci vuole mica molto, basta fare una telefonata alle volte. Grazie a Vincenzo Marinese. Grazie ogni volta che devo guardare i nomi perché Bisato ha due nomi, Alessandro Luigi Bisato. Grazie a voi. E grazie anche a Settimo Gottardo, ovviamente grazie a tutti e tre. Grazie, fermo con la mascherina che dopo il microfono fa rumore, batte la tosse e la gente prende paura. Gottardo. Saluto Elisabetta Corazza nel web. Elisabetta. Saluto te Giorgio, ringrazio i nostri ospiti e chi ci ha seguito da casa, qui do appuntamento a lunedì prossimo. Saluto Dennis Maran. Buona serata anche da parte mia. Saluto Marco e Claudio in regia, non cambiate canale perché subito dopo andrà in onda un'intervista a 360 gradi con il nuovo questore di Padova, la dottoressa Isabella Fusiello, che è la prima donna che viene a fare il questore qui a Padova, dunque seguitela perché parlerà a 360 gradi ed è sicuramente un modo per conoscere il nuovo questore di Padova. Domani mattina alle 10:30 volete fare ginnastica con la nostra emittente, ginnastica in salotto, alle 12:30 per la felicità di Bisato ci sarà Zaia, noi facciamo il telegiornale e siamo collegati in diretta con lui. Buonanotte.